dall'assessorato alle politiche scolastiche in collaborazione con IM Servizi. Ringraziamo subito tutte le istituzioni che hanno patrocinato l'evento, ovvero la Regione del Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, RAI Veneto, le Università di Verona, Parma e Milano Bicocca, l'Ordine degli Psicologi del Veneto, l'ULSS 2 Marca Trevigiana e la Conferenza dei Sindaci dell'ULSS 2. Un sentito ringraziamento va inoltre alle tante associazioni e realtà di questo territorio che hanno collaborato alla realizzazione del nostro festival e ai molti media partner che ci hanno aiutato a promuoverla in tutta Italia. Questa sera siamo in diretta dal Teatro Lorenzo da Ponte di Vittorio Veneto e stiamo trasmettendo ancora una volta in diretta web dalle pagine Facebook di Educhiamoci e dalla pagina YouTube del Comune di Vittorio Veneto. E quindi salutiamo tutto il pubblico che ancora una volta molto numeroso e partecipe ci sta seguendo da tutta Italia. Vi invitiamo sempre a condividere le nostre dirette sui vostri canali e sui vostri profili e vi ringraziamo per questo supporto. Il nostro festival sta riuscendo in maniera veramente partecipata, non solo per le molte persone che vengono anche in presenza alle nostre dirette, ma per il grande livello di interazione che abbiamo, in particolare con le scuole, ma non solo, da appunto tutta Italia. Il titolo del festival Educhiamoci di quest'anno, come sapete, è Che gioia, un titolo che abbiamo scelto per comprendere perché questa dimensione sia tanto importante da trovare o da ritrovare nelle nostre vite e anche per approfondire il problema delle ripercussioni che l'assenza di gioia può avere nell'individuo lungo tutto il percorso della vita, in particolare nell'età dello sviluppo che ci sta particolarmente a cuore. Grazie ai vari professionisti che sono intervenuti finora e che continueranno a intervenire nel nostro festival, stiamo cercando di capire ancora una volta, come l'anno scorso nella prima edizione, non solo come migliorare la qualità della vita di tutti noi, ma soprattutto come essere educatori migliori a vantaggio delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi. Avrete certamente potuto vedere sul materiale promozionale e sul sito dedicato www.educhiamocivittorioveneto.it che gli incontri di questa seconda edizione sono molti, sono molto ricchi e naturalmente sono gratuiti. Includono inoltre una serie di rubriche che sono dedicate alle famiglie, ai bambini anche molto piccoli, come la nostra rubrica serale Una storia con mamma e papà. L'incontro di questa sera si intitola La musica che cura, perché esattamente come l'anno scorso il nostro Festival dell'Educazione non coinvolge solo esperti dell'educazione in senso stretto, ma si amplia a molte dimensioni, perché crediamo veramente che molte dimensioni possono contribuire ad aprire maggiormente il nostro sguardo sui temi dell'educazione. E quindi, tra gli altri, ci stava particolarmente a cuore il tema della musica e questa sera ne parleremo con due ospiti veramente di eccezione che ci hanno raggiunti qui in presenza. Sono Fabio Cinti e Guido Guerrera, che sono qui con noi questa sera. Benvenuti. Buonasera. Grazie di essere qui. Li presento brevemente, prima di passare loro la parola. Fabio Cinti è autore e musicista. Ha realizzato 8 album e ha collaborato con numerosi artisti, tra cui Franco Battiato, in primis, e poi Morgan, Nada, Paolo Benvenu, Pasquale Panella. Ha lavorato come consulente musicale per 7 edizioni della trasmissione X Factor, affiancando il giudice Morgan. Nel 2018 ha vinto la Targa Tenco per il suo La voce del padrone, un adattamento gentile, adattamento per quartetto d'archi, pianoforte e voce del celebre album di Franco Battiato del 1981. Ha studiato filosofia e da sempre se ne occupa in particolare di estetica. Guido Guerrera è giornalista e scrittore, collabora per le pagine di cultura e spettacolo della Nazione, EQN, e per il canale online Luce della Nazione. È uno dei massimi esperti di Hemingway in Italia, a detta della stessa Fernanda Pivano, ed è relatore del colloquio internazionale Hemingway che riunisce a L'Avana i massimi studiosi dello scrittore. È biografo di Franco Battiato e ha scritto numerosi libri su di lui, tra cui ricordiamo l'ultimo, Franco Battiato, l'uomo dell'Isola dei Giardini. Quindi benvenuti ancora una volta a Fabio Cinti e Guido Guerrera, che questa sera ci aiuteranno a comprendere il significato di questo titolo che abbiamo dato all'incontro e il legame anche col nostro mondo dell'educazione, la musica che cura. Quindi grazie, a voi la parola per iniziare a scaldarci su questo argomento.
Io ringrazio innanzitutto Marco, voglio ringraziare anche Fabio Cinti che mi ha dato questa bella occasione di incontrare il pubblico di Vittorio Veneto e quello di tutta Italia virtualmente. E ringrazio Fabio in maniera particolare perché lo ammiro molto la sua arte, stavo dicendo musica, non solo, la sua arte, il suo modo di interpretarla e soprattutto il suo modo di interpretare Franco Battiato. Lo sentirete dopo e avrete modo di constatare con quale delicatezza, eleganza e rispetto Fabio Cinti, oltre che con una dose di grande professionalità, si avvicina, si approccia al mondo, all'universo molto complesso di Franco Battiato, di cui io sono biografo per avere scritto 4 libri e tutti quanti tranne l'ultimo evidentemente, con la collaborazione diretta dello stesso maestro, come lui non voleva farsi assolutamente chiamare. Quindi introdurremo proprio in questo modo e in questo senso un discorso che riguarda, tra me e Fabio, introdotto in privato tante volte, un modo diverso di guardare al Battiato, non quello della agiografia, delle immaginetta così proprio glorificata e glorificante, ma un Franco Battiato che dal punto di vista estetico rompe proprio quei canoni a cui solitamente siamo forse viziati e troppo abituati. Con questo non vogliamo fare un'opera iconoclasta, perché anche quella sarebbe di una inopportunità e di una volgarità totale, ma ricordiamoci che abbiamo a che fare con un personaggio che iconoclasta lo è stato davvero. Tu che ne dici, Fabio? Grazie, innanzitutto, della cosiddetta sviolinata, però so che è sincera. No, devi offrire la cena, quindi infatti. È ovvio. No, sono assolutamente d'accordo, ma partirei subito con una... Poi io la sviolinata te la faccio in privato. Va bene, ecco. Va bene, grazie. Sono assolutamente d'accordo, ma partirei subito con una... diciamo così, con una riflessione che ho sempre fatto, di cui parlavamo anche prima, riferita a Battiato, ma riferita anche all'educazione in generale, appunto, visto che l'argomento è questo, legata a tante discipline, quelle filosofiche, quelle religiose, quelle umanistiche, eccetera. E lo faccio con l'esempio di 2 testi di canzoni di Battiato. La prima è Ti vengo a cercare, dove Franco scrive: un rapimento mistico e sensuale mi imprigiona a te, dovrei cambiare l'oggetto dei miei desideri, cercare l'uno al di sopra del bene e del male, addirittura così tanto, quindi un'altezza mistica, come la chiamava lui, incredibile. Raccontava lui a Vincenzo Mollica che quando fece il concerto, quando cantò nella Sala Nervi nel 1989, se non sbaglio, davanti a Giovanni Paolo II, nel cantare la frase cercare l'uno, essere un'immagine divina di questa realtà, si è molto emozionato. Ma la canzone Ti vengo a cercare però finisce con una frase tenerissima: e ti vengo a cercare perché sto bene con te. Quindi, perché ho bisogno della tua presenza, ma alla fine dice perché sto bene con te. Quindi scende di nuovo a questa umanità incredibile. Lo stesso succede per un'altra canzone, una delle più belle secondo me di Franco, che è L'Animale, quando dice l'animale che mi porto dentro non mi fa vivere felice mai, si prende tutto, anche il caffè, no? Lascia esatto. Ma l'animale che mi porto dentro vuole te. Quindi torniamo a questo riferimento diretto dell'altro,
e come se Franco alla fine volesse tornare, una volta realizzati questi voli mistici, come se improvvisamente volesse tornare a una dimensione relazionale diversa. Ecco, io credo che l'educazione, anche quella musicale, sia legata proprio alla relazione, ma alla relazione intesa proprio come prendersi cura di qualcuno, prendersi cura dell'altro. Franco ha scritto anche La cura, come sapete, no? Questa canzone incredibile. Quindi, nonostante la religione, nonostante la filosofia, nonostante la mistica, la spiritualità, eccetera, che sicuramente ci portano in territori più alti, bisogna sempre ricordarsi che noi siamo degli esseri umani e che abbiamo a che fare con altri esseri umani, animali, vegetali, eccetera, di cui dobbiamo prenderci cura. E questo credo che sia un gran punto dell'educazione, perché se si dimentica questo possiamo anche insegnare come dire, discipline incredibili, ma se non c'è quel contatto relazionale umano non succede niente. Vero? Benissimo, vero. Quando noi ascoltiamo le parole, questo sentimento popolare nasce da meccaniche divine, no? C'è già la fusione fra due dimensioni, quella alta e quella ordinaria, quella comune, il sentimento popolare che però scaturisce da meccaniche divine. E il come in alto così in basso della dottrina di Ermete Trismegisto, il simbolo è l'esagramma, cioè l'esagramma è una stella a 6 punte, un vertice punta in alto e l'altro in basso, e tant'è vero che questa dottrina recita come in alto così in basso, e la conosciamo molto bene anche nella liturgia cattolica, ecco, come in cielo così in terra. Beh, allora, che cosa vuol dire? Franco Battiato ci fa conoscere i sentimenti nuovi, ci fa conoscere il tantrismo, per esempio, che è una filosofia di amore universale. Quando noi, scusate il volo pindarico, ma solo apparentemente, pensiamo alla canzone La cura, che io ho definito forse impropriamente un madrigale, perché madrigale non è, però mi piace il suono, io sono come Battiato, mi innamoro dei suoni, è un madrigale per eccellenza del terzo millennio, e in ogni caso è una poesia che tutti quanti ci vorremmo far dire, no? Che vorremmo ascoltare dalla persona, che ci vorremmo far raccontare dalla persona amata, che vorremmo ascoltare dalla sua bocca. La cura è una canzone molto complessa, più complessa di quello che può sembrare, e appunto allude a queste due dimensioni, e cioè quella della bonaccia d'agosto che non calmerà i nostri sensi e quell'altra del prendersi cura. E questo prendersi cura, a parte la reciprocità l'uno verso l'altro, e me lo diceva Franco stesso, questo prendersi cura viene dal creatore, cioè è il grande demiurgo, il grande architetto dell'universo, che si prende cura dell'essere umano. E quindi abbiamo anche qui due piani distinti, uno alto, uno basso, uno comune, l'altro elevato. Che cosa significa? Che i due piani si escludono? Tutt'altro, sono piani che si integrano, perché fanno parte delle logiche che dal sentimento popolare per induzione portano verso le meccaniche divine. Quindi noi conosciamo il divino proprio perché pratichiamo l'amore tra gli uomini. L'amore tra gli uomini ci parla della estrema bellezza dell'amore. In questo sono platonico e forse non piaccio a Fabio, che non ama tanto Platone, ma lo devo citare per forza, perché a livello fenomenico è una, diciamo, illustrazione, una forma estetica, ecco, di immagine che è funzionale alla comprensione
almeno spero, del concetto. Uno dei libri che ho scritto, il penultimo, parla proprio di questo, del niente come sembra, il tentativo da parte mia di interpretare i testi in chiave simbolica, perché molti di questi testi che vengono canticchiati e, come dico io, sballonzolati a ritmo molto piacevole e accattivante di centro di gravità permanente, di Cucurucucu Paloma, eccetera. Oppure lo stesso l'era del cinghiale bianco. L'era del cinghiale bianco non è una ricetta. Io e Franco scherzavamo, dico la prossima volta ti farò il cinghiale in bianco, ma l'era del cinghiale bianco allude a quella età dell'acquario che dovrebbe preludere a un lungo periodo di fratellanza e di pace, cosa che mi sembra, visti i segnali poco incoraggianti, molto non proprio imminente, ecco. Quindi l'era del cinghiale bianco, l'età dell'acquario, allude a quella che è la dottrina atlantidea iperborea, a lughi, druidi, mettete tutto quello che volete. C'entrano anche le discipline induiste, perché questo è il simbolo della luce, in ogni caso il simbolo eterno. Il cinghiale bianco sta a indicare l'impossibilità, l'utopia. Un cinghiale bianco non si è mai visto, una epoca senza guerre, men che meno. Quindi per capire Franco dobbiamo entrare all'interno della sua trama, della sua stoffa, della sua stessa natura. Io e Fabio abbiamo avuto la fortuna di conoscere Franco, io per 30 anni, lui meno per ragioni anagrafiche, però ecco, abbiamo imparato molto da lui, non soltanto professionalmente, e questo sicuramente riguarda di più Fabio, ma io ho imparato da lui perché nello scrivere questi libri sono stato accompagnato costantemente e in maniera molto vigile, perché lui era del parere che se un articolo si esauriva in un giorno e poi l'indomani il giornale serviva ad altro, un libro no, durava. E quindi una volta che io non lo chiamai, lui mi rimproverò moltissimo, perché era così. E la cura è questa: avere cura, essere accurati, fare le cose per bene. Ecco, io ho una simpatia enorme nei confronti di questo signore, perché mi ricorda in qualche modo me quando ero giovane. È una persona molto accurata, molto meticolosa. Credo che questo scrupolo continui ad essere dentro di me in qualche modo affinato, nonostante io sia carico d'anni, no? Però vedere questo in lui, in una società un po' dispersiva, ecco, un po' trasandata, mi fa un piacere enorme. La cura delle cose, nelle cose. E guardate che la parola chiave, poi lascio assolutamente la parola a Fabio Cinti, la parola chiave della cura è quell'essere speciale, perché tu sei un essere speciale ed io avrò cura di te, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Guardate che l'essere speciale è un essere che si costruisce tale, non è un'immagine gratuita. L'essere speciale non nasce speciale, l'essere speciale diventa speciale ai miei occhi, e perché tu qualitativamente te lo meriti. Ho fatto prima l'esempio di Fabio, a cui voglio bene, è un essere speciale ed io avrò cura di lui, mi auguro che sia reciproca, ma non è detto, potrebbe non esserlo, ma io, dal canto mio, ho chiuso un cerchio di tipo estetico, e qui, che mi compiace, perché questo cerchio di genere estetico ha tutte le caratteristiche per diventare etico. Quindi io ho cura, mi occupo, dico che
ti indico quale essere speciale e tu a questo punto hai, come si suol dire, l'onore ma anche l'onere, perché devi tenere alto questo vessillo, alta questa qualità, te la devi meritare e la devi custodire. Prego. Riprendo io qualcuna delle tue ultime parole perché sono veramente, ripeto perché non si è sentito, ho detto riprendo io alcune delle tue parole perché sei speciale ai miei occhi, forse tu non lo sai, ma il titolo del nostro festival l'anno scorso era "Io sono come tu mi guardi", le parole di una persona che viene vista e in base a come viene vista poi diventa. E quindi lo sguardo che tu hai citato veramente lo sentiamo molto forte, molto vivo in questo sforzo che stiamo facendo di sensibilizzare noi tutti educatori a questa capacità di Questa è guardare l'assolutizzazione l'arte. dei concetti, significa che quando un concetto è valido gira per l'aere, no? E noi lo cogliamo, lo facciamo nostro, abbiamo questo retino. Guardate, Antonio Ballista, che voi conoscerete, grande concertista, pianista, direttore d'orchestra, ha diretto tutte le opere di Franco, nella prefazione di uno dei miei libri scrive: Franco Battiato è un grande cacciatore di farfalle, perché ha questo retino metaforico, allegorico, per cui riesce a cogliere concetti, pensieri, forme, formule, è un grande alchimista. È un'altra cosa che tu ci stai dicendo in questo momento, e noi la condividiamo perché me l'ero segnata mentre parlavate. Avete parlato di relazione, di cura. Ebbene, la cosa straordinaria che succede nel nostro festival è che arrivano persone dalle discipline più disparate e sono ciascuna ai massimi livelli, abbiamo veramente degli esperti di competenza altissima, eppure sono tutti connessi con gli stessi principi assoluti, cioè visti da sfaccettature differenti, questa sera anche la musica, la filosofia, ma anche da molti altri aspetti, la medicina, la psicologia, l'educazione, ma alla fine si ritrovano tutti a dire le stesse cose, come anche voi stessi state ribadendo, avete aperto sulla relazione. E quindi è veramente un incontro azzeccatissimo che dimostra come quando siamo connessi veramente agli stessi valori, le modalità con cui ci arriviamo in realtà sono importanti perché informano anche il messaggio, ma sono relative. Una domanda per Fabio Cinti in questo momento riguarda anche per Guido naturalmente, ma riguarda anche il percorso personale che la musica consente di fare, cioè il musicista come l'artista, come il poeta, come lo scrittore che trovano se stessi attraverso l'arte. Ecco, vorremmo stimolarvi anche su questo e poi avremo anche un passaggio musicale realizzato da Fabio. Grazie. Allora, io sono stato in qualche modo fortunato e, come direi quasi, userei questa parola un po', sono stato predestinato, nel senso che non ho mai cercato di fare il musicista. Mi sono sempre trovato a farlo in una famiglia in cui si ascoltava musica, in cui si suonava, in cui la musica era un argomento importante e principale sempre, per cui... Ma poi ho studiato filosofia, ho fatto il liceo, ho studiato filosofia e non avevo l'ambizione come oggi invece è diciamo, una questione abbastanza che ritorna sempre. Non volevo diventare famoso, ecco. Perché una volta, dico questo tra parentesi, qualche tempo fa mi scrive un ragazzo su Facebook, mi dice: mi piacerebbe che tu farmi produrre il disco da te, voglio che tu mi produca il disco. Va bene, ma hai le canzoni? No, voglio diventare famoso. Allora ho detto: guarda, prendi una tanica di benzina, ti dai fuoco in Piazza del Popolo e vedrai che il giorno dopo tutti i giornali parleranno di te, perché per diventare famoso ci vuole poco. Per diventare famoso come musicista, naturalmente non l'ha fatto, fortunatamente. Ma questo era per dire. Dopodiché ho cominciato a scrivere canzoni, a suonare, a strimpellare, eccetera, e gli altri, le persone che mi erano attorno, mi dicevano: guarda che tu, quando canti, quando suoni, quando fai le tue cose, succede qualcosa. Cioè, e io sono sempre stato molto... avevo quasi timore, vergogna, ero sempre molto timido, quindi non volevo farlo, eccetera. Quindi ho sempre... finché poi negli anni,
Per esempio una volta stavo facendo delle prove con una band, con il gruppetto, facevamo cover eccetera a Roma, e vengono a bussare lì nella sala prove, era un discografico, un produttore anche di una trasmissione televisiva sulla Rai, che mi dice: ti vogliamo per questa trasmissione. Io ho risposto no, non vengo, e naturalmente gli altri ragazzi musicisti mi hanno detto: ma sei fuori di testa, non puoi, viene la Rai a chiamarti. Quindi dopo una settimana insomma, ci ho un po' pensato, alla fine ho accettato. Da lì ho cominciato a conoscere altre persone, tra queste anche Morgan, con cui ho collaborato tanto, quindi sono andato poi a X Factor, ho fatto il producer, come si direbbe oggi, l'autore, no? Tutta una serie di lavori lì per queste 7 edizioni, e poi ho scritto canzoni, ho fatto dischi, e poi ho conosciuto anche Franco, appunto. E per collegarmi un po' al discorso di Guido, io Franco l'ho conosciuto nel 1996, quindi avevo meno di 20 anni. E Franco, quando andavi a casa sua, quando andavi a trovarlo, ti faceva delle domande, ti diceva: come stai, come ti trovi, così. Ma non erano domande fatte tanto per, lui aspettava la risposta, era lì messo così, ti guardava e aspettava che tu rispondessi a come stai, cioè voleva sentire bene. Ah, bene, e che mi racconti? Cioè, dai, presente, no? Quindi continuava così. E credo fortemente che Franco non si sentisse assolutamente un essere speciale, assolutamente, anzi si sentiva sempre un po' indietro rispetto aveva sempre qualcosa da imparare, eccetera. Quindi questo da un punto di vista educativo, sì, si sentiva un po' distaccato, così. Ma questo era molto bello, quindi incontrare un maestro, una persona di riferimento che sta così in alto, che si sente meno di te, improvvisamente era quasi straniante. Quindi non so, lui era per esempio vegano, prima vegetariano, poi vegano, ma se tu andavi a casa sua ti faceva trovare qualunque cosa da mangiare, perché non voleva che tu ti sentissi a disagio, eccetera. Ecco, quindi quando si parla della cura, perché sei un essere speciale, io non sono speciale, ma tu sei un essere speciale, e il fatto che tu lo sia forse farà diventare speciale anche me. Questo la trovo una cosa molto bella, e sentita cantata da Franco questa cosa le prime volte, quando nel 96 uscì La cura, per chi lo conosceva, per chi lo aveva conosciuto, era: accidenti, sta dicendo veramente le cose come stanno. Ecco perché poi La cura ha avuto quel successo così incredibile, al di là del fatto che sia un bel pezzo pop. Io però so tu dove mi vuoi portare. Sulla questione relazionale, che ci tengo molto, perché per esempio la questione relazionale è un fatto, è un modello, diciamo così. Il modello relazionale è un modello che attraversa tante discipline, dalla fisica alla filosofia, c'è il modello relazionale della fisica quantistica, c'è il modello relazionale della filosofia, eccetera, della psicologia, eccetera. Io potrei farvi un esempio anche quando dico che cos'è una persona da sola? Quasi niente, finché non si innesta una relazione con qualcos'altro. Posso andare al pianoforte? Ce lo fai questo sì. regalo? Proprio con una canzone di Franco, peraltro, ve lo faccio questo esempio, in 2 modi. Allora, il primo, per esempio, le canzoni, tutta la musica, il pianoforte, la musica classica, eccetera, naturalmente il pianoforte viene suonato con 2 mani. Quindi è chiaro che c'è l'interazione, anche qui la relazione tra la mano destra e la mano sinistra, perché io se suono con una mano sola, certo posso fare una melodia, ma mancherebbe l'armonia della mano destra, che rende e che cambia addirittura la melodia. Perché io posso fare la stessa nota, che da sola, quindi ma se faccio, ha un senso, ma se faccio questo ha un altro senso completamente, quindi è la relazione che crea l'emozione e l'emotività in quel momento lì. Quindi se io facessi questa è una melodia, un motivo di una canzone di Franco, ma da solo questa è la mano sinistra. Sentiti da soli, non vogliono dire niente. Insieme
diventa una canzone bella e buona. Quindi capite come c'è anche nella musica proprio questo processo relazionale. In più, questa relazione crea nell'interazione tra l'armonia e la melodia, cioè quindi dalla mano sinistra alla mano destra o viceversa, insomma, poi crea proprio un tipo di emozione molto forte. Per esempio, una cosa che era molto cara a Franco era di mettere delle note melodiche nell'armonia, cioè scusate, di mettere delle note nella melodia che avevano una relazione con l'armonia, diciamo così, adesso non entro nei particolari tecnici di armonia, ma insomma particolare. Quindi per esempio vi faccio sentire questa canzone. Ne abbiamo attraversate di tempeste e quante prove antiche e dure ed un aiuto chiaro da un'invisibile carezza. Eccola qua, carezza. Franco sceglie di suonare un Si nell'accordo di La minore, dove il Si non c'è. Quindi questa nota qui, carezza, rende molto particolare questa melodia, questa armonia e tutta la canzone. Ma questo succede proprio perché esistono queste relazioni incredibili tra il testo, la musica poi è composta armonia, melodia e ritmo. Questo è di fatto la base della musica, sono questi tre elementi. Nella relazione di questi tre elementi si crea questa magia incredibile che è la canzone, che è la musica in generale. E Franco questo lo sapeva benissimo, era una lezione che aveva compreso nella maniera più... anche quando faceva sperimentazione. Vengo di là. Possiamo dire che nelle diminuite c'è il trasalimento dell'anima. Anche sì, ma se poi vogliamo parlare delle cadenze, cioè qui possiamo stare le ore, insomma, però... È stata fondamentale questa esemplificazione, sono così abituato a parlare con Fabio in maniera così amicale che mi dimentico del microfono. E questo sta ad indicare il grado di empatia, no, che c'è tra di noi. E ho ascoltato prima anche io Zampetto sul pianoforte da quando ero ragazzino e queste cose mi entusiasmano molto. La relazione, il fatto che non siamo dei continenti alla deriva, ma siamo assolutamente collegati, non siamo delle monadi, ma apparteniamo a un tutto universale. Ce lo dobbiamo assolutamente ricordare, mettere in testa, ricordarcelo bene, perché è in questo che si celebra la grande magia della musica dei geni. Franco era un genio, la sua bravura è rappresentata da un'amalgama perfetta fra il testo e la musica. Anche qui, relazione, se non ci fosse un perfetto connubio, probabilmente non avremmo quel risultato fantastico, perfetto, incredibilmente affascinante, perché c'è gente che non capisce una parola di quello che probabilmente scambiano alcuni tratti che invece sono legati a dottrine ben precise, a semplici giochi di abilità, di parole, i famosi calambur, ma insomma non è sempre così. Il gioco a volte c'è perché a Franco piaceva anche giocare, ma non è questo il punto, era il risultato del punto. Il risultato era sempre di una grande magnificenza e che coinvolgeva vari livelli e coinvolge, perché la sua musica continua, a tutti i livelli possibili. E non c'è una spiegazione, lo dicevo prima a proposito di altro, non dobbiamo affannarci per forza
a cercare una spiegazione, quando invece l'esibizione, la manifestazione, la fenomenicità in sé, la bellezza della musica ci cattura, basta e avanza. Ti posso interrompere? Certo. L'altro salto di cui mi piace anche parlare, che trovo fondamentale, è quello che ci fa passare dalla relazione, naturalmente, ma soprattutto dalla cura alla bellezza. Adesso, quando naturalmente si parla di cura, soprattutto di prendersi cura di qualcuno, attraverso tante cose, eccetera, ma parliamo per esempio della salute. Io mi devo prendere cura magari di un genitore che non sta bene, di un parente, di un fratello, eccetera. Naturalmente andiamo incontro a delle questioni che sono, e anche a delle questioni pratiche, diciamo così, che non sono spesso proprio belle, perché naturalmente il fisico, siamo esseri umani, fragili, eccetera, e naturalmente il fisico richiede un'attenzione e una cura che a volte è un po' difficile. Ma se si supera un po' questo livello, cioè se si va con il pensiero in una direzione, in una dimensione un po' più alta, ci si rende conto che invece proprio la relazione che si ha con un genitore, con un fratello, con un figlio, eccetera, ci porta verso la bellezza. Perché dico questo? Perché, per esempio, in greco, dicevamo prima con Guido, c'è una parola stupenda che è aistesis, e che vuol dire sensazione, sensibilità. E la sensazione e la sensibilità ci occorrono principalmente per conoscere il mondo e per conoscere gli altri. Se non avessimo i sensi, i 5 sensi, l'udito, il tatto, l'olfatto, la vista, eccetera, non potremmo conoscere il mondo. E quindi noi il mondo lo conosciamo attraverso la sensorialità e il sensibile, appunto. Ma la parola greca aistesis è diventata poi, è stata lo spunto per Baumgarten, un filosofo, eccetera, per quello che l'ha fondata, che diventa estetica. Allora vedete come la sensibilità ha a che fare con l'estetica e quindi con la bellezza. Dunque, essere sensibili nel prendersi cura di qualcuno o di qualcosa, perché io per esempio mi prendo cura dell'opera di Franco Battiato, anche Guido, lo facciamo in maniera diversa. Prendersi cura di qualcuno o di qualcosa vuol dire dimostrare una grande sensibilità verso qualcuno o qualcosa. E siccome si dimostra una certa sensibilità, allora inevitabilmente, proprio per una questione di vicinanza tra le cose, tra il pensiero, inevitabilmente andiamo incontro alla bellezza. Ma la bellezza non è qualcosa di canonico, non parlo della bellezza di Canova, di Michelangelo, eccetera, perché lì ci hanno insegnato poi la bellezza nell'occhio di chi guarda, la bellezza è nell'oggetto. No, io parlo di una bellezza che è la manifestazione all'interno di una relazione, e quindi che magari nessun altro può vedere. Se io ho una relazione con mia madre e mi prendo cura di lei, in questa relazione di sensibilità e di cura naturalmente si manifesta la bellezza. Si celebra la bellezza, è vero, e Franco questo lo cercava in molti modi, e lo cercava nella relazione con l'essere umano e con il divino. Guardate che la religiosità di Franco, la mistica di Franco, era veramente simbolica e non è una gradazione di sinonimi, ma è la spiegazione più vicina, più aderente alla realtà. Tutto il mondo di Franco Battiato era un mondo di simboli. Quindi avere percorso, e questo lo posso dire perché in qualche modo parlando di lui parlo anche un pochino di me, ma non lo faccio per narcisismo. Il motivo è un altro. Il motivo sta nel fatto, parliamo di relazioni e del perché dei rapporti. Io e Franco ci siamo conosciuti, avremmo potuto benissimo stringerci la mano, io gli facevo l'intervista e tutto sarebbe finito lì. E invece no, non è finito lì perché, vabbè, eravamo siciliani, ma questo non basta. Ma la cosa più importante, eravamo impegnati a seguire un percorso
praticamente identico. Tant'è vero che io in quel periodo mi ero innamorato del Medioevo islamico e leggevo le poesie di Rumi, di Celaleddin Rumi, fondatore delle tariche dei dervisci Tourner. Allora, avevo già deciso di andare in Turchia, non conoscevo nessuno, ho fatto un viaggio turistico, sono stato aiutato da un'invisibile carezza, perché fra l'altro bellissima guida Neslihan Abdik, che stava sul pullman, mi ha visto leggere le poesie di Rumi. Ha detto: beh, come? Tu sei un italiano, invece di guardare dal finestrino dove stanno i centri commerciali, leggi le poesie islamiche, ce lo conosci? Certo, lo adoro, non solo Al-Ghazali, Adin Attar, eccetera. Ho nominato un paio, insomma. E dice: ma ti piace? Io sono innamorato del Medioevo islamico, dico per di più, dico sono amico di un grande, dice ma Battiato è molto conosciuto. Allora dice: vorresti conoscere veramente i dervisci? Sì, dice, mio padre appartiene a una tariqa proprio, Mevlevi, e quindi quelli che ruotano a Konya. E io sono andato proprio in un pellegrinaggio, cosa che racconto nei miei libri in maniera abbastanza dettagliata, e fu un'esperienza meravigliosa, praticamente con una specie di scuola bus in mezzo all'altopiano anatolico, in mezzo alla neve, con questi dervisci che tutto sapevano fare fuorché guidare, però la grazia di Dio si vede che c'ha di Allah, ci ha illuminati e tutto quanto è andato molto bene. Una volta ho addirittura assistito a un samà, cioè a una di queste danze, di un ragazzino, avrà avuto 16 anni, ha ruotato per 4 ore, e credetemi è stata una delle esperienze più belle. Comunque chiudo. Franco Battiato era visuale. Torniamo all'aistesis o estesis, all'estetica, era visuale, e tutto quello che lui cantava lo si vedeva. Se noi immaginiamo la canzone Gli uccelli, beh, insomma, ci fa vedere, oppure Segnali di vita, oppure i minareti, o immaginiamo le città di Oriente, le sabbie colorate del deserto, le rive trasparenti dei ruscelli, è cinema. Tant'è vero che lui è passato prima dalla pittura come Sufjan Barzani e poi si è cimentato nel cinema. Lo vedete? Lui ci ha fatto viaggiare sul suo tappeto magico, quel tappeto che lui usava sulle scene, sul palcoscenico, nei teatri del mondo. Era un tappeto volante di grande forza allegorica, mediante il quale lui ci trasportava nello spazio e nel tempo, ci faceva viaggiare, ed è questa la grande malia della musica di Battiato. In una bellissima frase che è contenuta nel Gilgamesh, dove Gilgamesh si incarna nelle vesti di un derviscio, si recita questo: scienza sulla luce dei suoni, luce sulla scienza dei suoni, luce sulla scienza dei suoni e sui percorsi interni della voce. Questo è fondamentale, questa formula, perché raccoglie il come mai, la natura più intima, ontologica dei mantra che accompagnano le canzoni di Franco Battiato, che sono veramente dei mantra, perché lui diceva: se io colpisco
lo stesso centro del cuore da cui parte la mia voce e con quella stessa metodica riesco a colpire l'ascoltatore, ho creato una reciprocità, cioè parte tutto dal centro coronale del mio cuore, colpisce il centro di chi ascolta e qui si viene a creare e anticipare quella formula di Paul Dirac che dice che se due sistemi sono distanti, per quanto distanti continueranno a vibrare dello stesso impulso energetico a qualunque distanza si possano trovare. E ne abbiamo parlato oggi anche con Leonardo Fogassi, che tu conosci, è uno degli scienziati che hanno scoperto i neuroni specchio. Quindi ancora una volta ci sono molti legami tra le cose che abbiamo incontrato in questi giorni. Veramente grazie per tutta questa serie straordinaria di suggestioni. Ancora Fabio, naturalmente, se vuoi aggiungere a quanto ha detto Guido, e poi un'ultima domanda, un'ultima battuta per concludere l'incontro. La frase bellissima di Gilgamesh dice: negli ultimi tempi mi sono dedicato all'esercizio che lei ci assegnò l'estate scorsa, sperimentando che il punto che colpisco con una nota all'interno risuona esattamente nello stesso punto all'esterno di chi ascolta. Questa è la risonanza del suono. Un messaggio che ci piace Bellissimo. veramente tantissimo, meraviglioso, perché lavora allo stesso tempo nella relazione su di me e sulla persona che riceve. Questo è un messaggio che si lega perfettamente al contenuto di Educhiamoci, consentitemelo, ma non è solamente un legame di maniera, è veramente quello che sentiamo profondamente e ciò per cui ci stiamo spendendo in questa settimana insieme a tutte le persone che partecipano, perché educhiamoci vuol dire educhiamo noi per essere educatori migliori e queste connessioni le possiamo fare solo guardando in questa doppia direzione. Un'altra doppia direzione meravigliosa che ci avete aiutato a contemplare è il legame inscindibile tra l'altissimo e il profondo, tra la spiritualità e la carnalità. Ne abbiamo parlato tanto anche con altre eminenti personalità che ci hanno detto: guardate che non c'è la dimensione solamente spirituale, la dimensione solamente psicologica. Che staremmo a farci qui. Noi dobbiamo avere cura dell'insieme equilibrato di queste dimensioni. Non possiamo dedicarci solo alla razionalità, dobbiamo guardare le emozioni, non possiamo dedicarci solo al corpo, dobbiamo dedicarci allo spirito. Questo è un messaggio molto forte che sta arrivando questa sera più che mai, perché la musica di cui voi siete portatori e testimoni è un veicolo straordinario di tutto questo. Sono vibrazioni fisiche, ma ci portano in un'altra dimensione. Grazie infinite, noi vi ascolteremo veramente per ore, perché questo incontro è nutriente, suggestivo e poi anche, e per questo vi ringraziamo, molto colloquiale, vi sentiamo vicini all'esperienza che stiamo facendo. C'è un pubblico in sala molto numeroso, gli amici connessi non lo vedono, però il livello di attenzione e di partecipazione è molto alto. Qualcuno ci ha scritto dalla sala, dai telefonini, ci hanno scritto: ma possiamo fare un applauso? Facciamo un applauso, anche se siamo Grazie. in videocollegamento. Grazie mille. Aggiungo purtroppo che dobbiamo andare in chiusura, però in realtà non vorrebbe essere una chiusura, questo vorrebbe essere un incontro che ha aperto molte riflessioni, speriamo ulteriori incontri e collaborazioni, quindi un grazie di cuore veramente a Guido Guerrera che è stato qui con noi, grazie a Fabio che ringrazieremo anche nella prossima diretta, e questo è un messaggio anche per tutte le persone che ci seguono da casa, perché noi stiamo per chiudere questo incontro, ma a brevissimo ne aprirà un altro che è proprio il concerto di Guido Guerrera accompagnato di Fabio Cinti. Vedi, ti volevo sul palco ancora, il concerto di Fabio Cinti accompagnato al pianoforte. Uno scherzo terribile. Va bene. Grazie. La prossima lo faremo in trio, la prossima. Grazie a tutti. Quindi il Comune di Vittorio Veneto e l'assessorato alle politiche scolastiche in particolare vi ringraziano, vi danno appuntamento a tra pochissimo con il concerto di Fabio Cinti
qui in diretta dal Teatro Lorenzo da Ponte di Vittorio Veneto all'interno del festival Educhiamoci, giornate per l'educazione. Rimanete con noi, seguite il nostro programma anche per i giorni prossimi sul sito www.educhiamocivittorioveneto.it. Grazie e buona continuazione di serata a tutti.